La mostra Looking Beyond, che è esposta per la prima volta qui all'Università di Maribor, è molto interessante perché mostra immagini acquisite da SkyMed per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana e del Ministero della Difesa italiana, e che mostrano tutte le potenzialità che l'osservazione dallo spazio ha per attività come quella dell'agricoltura, delle previsioni atmosferiche, controllo dell'inquinamento marittimo o ancora la prevenzione di disastri naturali. La giornata evoca e commemora il lancio del primo satellite italiano nello spazio, avvenuta la notte del 15 dicembre del 1964. L'Italia è il terzo paese al mondo, il primo europeo dopo l'ex Unione Sovietica e gli Stati Uniti, a lanciare un proprio satellite nello spazio. Questo è un motivo di grandissimo orgoglio per noi, e anche l'inizio di una grande avventura che vede l'Italia protagonista fra i paesi attivi nel settore dell'esplorazione spaziale e dell'economia legata allo spazio. L'incontro di oggi di Maribor è la prima volta che sia l'Agenzia ICE che l'Ambasciata d'Italia si occupano di spazio e portano la tecnologia italiana in Slovenia. Il tutto è nato dal fatto che un anno e mezzo fa il Ministero sloveno dello Sviluppo Economico e della Tecnologia ha firmato un accordo a Roma con l'Agenzia Spaziale Italiana. L'Italia è un paese estremamente avanzato, è il terzo paese per contributi all'Agenzia Spaziale Europea. L'Italia tra l'altro ha una filiera completa nel settore spazio che va dalla ricerca alla produzione ai servizi. La Slovenia è dal 2016 un membro associato della European Space Agency e da quest'anno aumenta i suoi contributi per diventare membro effettivo. Moltissimi comparti dell'economia reale hanno benefici derivanti dall'utilizzo del dato spaziale, quindi le infrastrutture che noi realizziamo e mettiamo in orbita producono dati, informazioni, capacità, stimolano conoscenza che ha degli impatti concreti di carattere economico e sociale a terra. Sono convinta che la tecnologia slovena e la tecnologia italiana abbiano molti punti in comune e che possiamo quindi dare seguito con ulteriori iniziative, ulteriori progetti e soprattutto con la collaborazione tra aziende.